Buonasera, buonasera dal Pala Simoncelli di Mirandola. Siamo qui per la Serie A2, hockey su pista, girone A, seconda giornata di campionato. Abbiamo ospiti a Mirandola questa sera il Montecchio Precalcino con la formazione. Sono già in squadra gli atleti. Il portiere col numero 26 Zanfi Marco, numero 6 Crovadore Thomas, numero 7 Tiella Filippo, il capitano numero 8 Zanini Davide, con il numero 9 Pozzo Nicola, 22 Calvo Maldonado Noel Francisco, 23 Toniazzo Riccardo, 44 Michele Dalla Valle, 73 Andrea Dalla Valle e il 99 secondo portiere Sanson Carlo. Allenatore per questi ragazzi qui a Mirandola è Ginestar Benaldivez Martin Roberto. Passiamo adesso alla squadra di casa. La squadra di casa si presenta con la formazione ormai canonica su questa pista con il numero 1 Lupi Federico, il portiere, numero 7 Moschetti Daniele, il capitano Siberiani Vincenzo con il numero 6, De Tommaso Filippi col 10, Paltrinieri con il numero 44 e De Stefano Gioele con il numero 73, per passare poi con il 18 Mirto Alessandro, 15 Canossa Federico, 21 Santoro Andrea Vincenzo e il secondo portiere Potenza con il numero 72, mister in panchina Iallaci Iuri. Arbitra questo incontro Fermi Matteo. Ricordiamo seconda giornata di campionato, girone A, Serie A2. Le squadre sono pronte. Il direttore di gara Fermi al centro della pista. Prendono posizione i portieri. Il numero 26 Zanfi per la squadra ospite. Siamo pronti per il fischio d'avvio. Parte con il numero 9 Pozzo per il Montecchio. Fischio di partenza. Vediamo subito il primo tiro da parte di Andrea Della Valle da centrocampo, ma la pallina viene bloccata da Luppi. Adesso ancora il controllo di palla è per la squadra del Montecchio che gira dietro la porta e prova a centrare il quadro per il primo punto, ma viene arginato da Gioele. Benissimo, giro di palla da centrocampo. Ancora siamo dietro la porta del Mirandola. Viene intercettata la pallina. Moschetti subito placa il numero 22 e prova il primo tiro la squadra ospite, ma nulla di fatto sopra la traversa. Ecco, si riparte di nuovo dalla difesa. La pallina gira, gira e torna di nuovo sotto la porta dell'hockeypista Mirandola. Ancora il portiere riesce a deviare il tiro. Siamo ancora dietro la porta con il numero 8 Zanini. Zanini ha sempre la palla, giro di palla. Capitan Siberiani lo marca stretto, ma c'è subito un fallo a vantaggio della squadra locale. Ripartiamo con il nostro Gioele De Stefano, numero 73. Siberiani sgancia verso Moschetti al centro, De Tommaso riprova, ma il numero 22 si sfila al centro della pista davanti l'area dell'hockey Mirandola, ma la pallina con De Tommaso ritorna all'attacco. De Tommaso è il numero 10 alla destra del vostro teleschermo. Ricordiamo che è la squadra ospite del Montecchio, mentre sulla sinistra troviamo la squadra di casa della Polisportiva Pico di Mirandola. La pallina continua a girare, De Tommaso avanza per Moschetti. Moschetti al controllo di palla, ma c'è una piccola ripresa da parte del numero 8 ma la pallina viene bloccata dal portiere. Ecco di nuovo De Tommaso ripassa all'attacco con il numero 10 verso Moschetti. Abbiamo la difesa che si chiude, torna De Tommaso con il numero 10, passa a Capitan Siberiani al centropista. Abbiamo adesso De Stefano, De Tommaso, De Stefano, passaggi velocissimi per consentire difendere questa difesa che al momento
bene, svolge il suo ruolo. Torniamo su Capitan Siberiani a centropista che prova dalla centrocampo, nulla di fatto, viene fermato il tiro da Zanfi. Siamo di nuovo davanti alla porta dell'hockeypista Mirandola, il portiere riesce a salvare una pallina, ma siamo tornati con Andrea Della Valle, il numero 73, che gira la pallina con il numero 22, Calvo Maldonado. Ancora una volta ritorna la pallina Zanini al centro della nostra pista, prova a servire il centro, ma la palla riprende il giro con il numero 22, sfiora la traversa, nulla di fatto. Siberiani recupera la pallina e la porta in avanti con De Tommaso. De Stefano, Siberiani. De Stefano ancora la palla al centro, scavalca l'avversario, giro con De Tommaso. Siberiani prova il tiro, ma il portiere blocca. Ripartiamo ancora con il numero 8, Zanini, è sempre presente sotto la porta della squadra di casa, nulla di fatto. Vantaggio di palla, viene fischiato dal direttore di gara, fermi Matteo. Un attimo di tregua, palla riparte Siberiani dietro la porta, fende Della Valle, torna di nuovo al numero 9 Pozzo che gira di pallina al centro, prova il tiro, nulla di fatto perché il Luppi chiude la porta. Ripartiamo adesso con De Tommaso è al centro e avanza, viene provato il tiro, piccola zuffa tra le stecche. Ancora Della Valle con la pallina, torna con Zanini che si dilegua, prova il tiro, grande parata. Portiere di casa, De Tommaso recupera la pallina ma viene fermato da Calvo che ritira al centro per Zanini con il nostro... E siamo ancora sotto la porta della Mirandolese. Ecco fatto. De Tommaso prova il tiro, Moschetti, grande tiro, ma ripartiamo da Siberiani, De Stefano, De Stefano ancora, guarda in avanti verso De Tommaso che riceve il tiro, di nuovo De Stefano, De Stefano, gioco di palla molto preciso, veloce, tutti i tiri di prima che trovano spazio con De Tommaso. Siberiani nuovamente, niente da fare. De Stefano, Moschetti, Siberiani al centro, viene intercettato ed ecco un contropiede, di nuovo è la volta di Zanini che scivola verso la porta accompagnato da Pozzo con il numero 9. Tiro di Andrea Della Valle, nulla di fatto, il portiere, il numero 1 della squadra di casa, il Luppi, protegge la porta. Siamo di nuovo in attacco con Calvo, prova il tiro verso il centro, trova spazio con Zanini, ma viene arginato il tiro. Giro di porta, un attimo il gioco è fermo, palla 2. Abbiamo Siberiani e Pozzo, palla 2. Andrea Della Valle riceve la pallina, provano il tiro ma viene bloccato dalla portiere, l'ultimo uomo. Adesso capitano a terra, circondato da più uomini. Ci siamo, ripartiamo con Pozzo, Della Valle, Andrea, ancora Pozzo, Calvo, Zanini, Andrea Della Valle ha sempre la palla, prova il tiro, simula, ci ripensa, gira dietro la porta, prova un tiro diretto, nulla di fatto, Pozzo recupera la pallina, Siberiani a terra Siberiani, Mazzanini recupera la pallina e prova ancora a scambiare tiri diretti, De Tommaso interviene ma si riparte da un di nuovo giro di palla al centro con Pozzo che ha la pallina verso il 22 Calvo che si gira da Zanini, ancora vengono fermati
continua a girare, ecco una grande entrata di Andrea Della Valle, velocissima, intercetta la pallina ma viene subito bloccato da De Stefano e Siberiani, il quale De Stefano prova il tiro, nulla di fatto, scivola ma si ritorna in contropiede con Calvo, ormai sotto la porta, riprova il tiro, viene bloccato da Luppi Matteo, il numero 1 della Polisportiva Hockeypista Mirandola. La pallina prova ad entrare, niente, il portiere riesce a intercettare ogni movimento, si riparte, Moschetti, Siberiani, andiamo avanti, la palla è in possesso, viene provato il tiro da De Tommaso ma non trova lo specchio della porta, contropiede con Zanini, Zanini serve Andrea Della Valle, la pallina finisce sul fondo, viene recuperata da Moschetti, placato da Zanini, ne sfugge, scappa via Moschetti e viene investito da Zanini. Ecco, vediamo il direttore di gara Fermi Matteo che estrae un cartellino contro il numero 8, 2 minuti fuori. Il numero 8 Zanini viene ammonito, lascia la pista e in questo momento la squadra ospite ha un giocatore in meno. Il direttore di gara si reca da direttive al Ginester Benedaviz. Benissimo. Tiro di prima è De Tommaso. De Tommaso gioca la pallina da solo con il portiere, prova il tiro, nulla di fatto, una super traversa, ma la pallina rimbalza ed esce fuori, si riparte con il contropiede con Calvo che sfugge lungo l'ala destra, ma viene intercettato da De Stefano. Siberiani ha ancora la pallina, De Stefano provano ad attaccare, sono tutti attorno all'area avversaria, i giocatori di casa prova De Stefano ma il tiro è debole, viene intercettato da Andrea Della Valle che sfugge alla difesa della Pico e prova il tiro ma nulla di fatto, gira dietro la porta, recupera la pallina, nel frattempo è il numero 22 Calvo che prova il tiro, cambia il gioco, passa su Pozzo, Pozzo si avvicina al centro ma viene intercettato da De Stefano che recupera la pallina agilmente, prova con Siberiani, uno scambio diretto, va al centro per De Tommaso, ancora la palla di Siberiani, passa su De Stefano, proviamo il tiro, siamo di nuovo sul centro campo, Moschetti gli sfugge la pallina e il portiere ospite reclama Zanfi la pallina che viene poi lasciata ancora nelle mani della squadra di casa. Abbiamo De Stefano, riprova il tiro, nulla di fatto, il tiro è largo. Ecco fatto, ancora tiro diretto di Siberiani, ma c'è grande contropiede di Andrea Della Valle da solo con il portiere, ma il portiere Luppi devia la pallina che ritorna in gioco in contropiede. Abbiamo adesso Moschetti, De Tommaso, Siberiani, De Stefano. De Tommaso con il portiere, nulla di fatto, la pallina viene bloccata dal portiere e si riparte dal fondo. Palla 2, De Tommaso allora c'è un po' di concitazione nel campo, abbiamo Calvo si riparte dal fondo con il numero 22
73 Andrea Della Valle, gira al centro, viene placato da Capitan Siberiani, poi interviene De Stefano che recupera la pallina in contropiede e si riparte e si va verso la porta avversaria. C'è la voce. Siamo adesso nell'angolo della squadra di casa ed è il primo time out. Time out. Durante il time out vediamo le due squadre che ricevono indicazioni dai rispettivi allenatori. Ricordiamo per la squadra di casa è Yallaci Iuri che con determinazione detta le regole della partita. Dall'altra parte abbiamo il Ginestar Benavidez Martin Roberto che anche lui ha dato ulteriori indicazioni ai suoi atleti. Le squadre riprendono posto. Nel frattempo i portieri, il numero 1 Luppi per la squadra di casa in posizione per la squadra ospite Zanfi Marco riprende posizione. Fischio del direttore fermi, la partita riprende. Abbiamo De Tommaso. Nel frattempo, dopo il time out, è entrato per la squadra di casa il vice capitano Mirto con il numero 18. Mirto Alessandro. Torna la palla a Michele Dalla Valle con il numero 44. Scambia con il numero 6 Crovado. Ed ora tocca al 22 Calvo. Michele Dalla Valle, tiro diretto, sfiora il palo ma finisce in angolo. La pallina viene recuperata da Crovadore, passa a Michele Dalla Valle, Dalla Valle, ancora Calvo, tiro provato diretto ma nulla di fatto per il numero 6 Crovadore. La pallina adesso davanti alla porta della squadra ospite ma riparte Crovadore, scorre verso il centro, prova il tiro, la pallina prende il volo e non rappresenta più un pericolo. Nel frattempo Moschetti l'ha recuperata con il numero 7, passa a Santoro, Santoro prova il tiro, viene intercettato e riparte il contropiede con il numero 7 Tiella che passa sull'ala a Calvo, ma Calvo marcato dal capitano Siberiani che viene strattonato, finisce a terra ma si riprende, recupera la palla il Siberiani, scivola verso il centro provando un tiro diretto intercettato dal Michele Dalla Valle che vola verso l'alto. È la volta di Mirto che passa la palla al centro ma il tiro non è coordinato dal Santoro, viene a recuperare di nuovo la palla e si ritrova al centro, spalla con Moschetti, servito. Abbiamo il capitano Siberiani che gira verso Mirto nella parte opposta del campo. Mirto gioca la pallina verso il centro, prova il tiro centrale ma torna indietro, prova a ridarla a capitano Siberiani che fa fare il giro di pallina verso Moschetti. Moschetti intercettato, prova il tiro diretto ma il portiere Zanfi recupera la pallina. Adesso è la volta di Crovadore. Crovadore fa un giro di campo servendo Calvo, nulla di fatto e si ritorna su Michele Dalla Valle. Michele Dalla Valle, Calvo, giro di pallina ancora Dalla Valle. Calvo, Crovadore, Calvo, Dalla Valle. Calvo prova il tiro ma viene fermato. La pallina scivola, attimo di panico nella squadra di casa, scivola Mirto e perde il possesso di palla. Torniamo adesso Dalla Valle, Michele che gestisce il possesso di palla. È stato un cambio nel frattempo per la squadra, è entrato di nuovo Pozzo
Pozzo che subito prova il tiro ma viene intercettato dal portiere di casa Luppi. Nulla di fatto, nulla di fatto. C'è un po' di preoccupazione davanti l'area della squadra di casa. Finisce a terra anche Santoro. Tiella gestisce la pallina ma viene bloccato da Mirto che conquista il possesso fino alla porta avversaria. Adesso è la volta di Tiella che addirittura in scivolata sfugge al blocco ma viene intercettato Siberiani a fondo campo che con la pallina si dirige verso la squadra, verso la porta della squadra ospite, ma nulla di fatto. Dalla valle Michele recupera la pallina ed è già pronto a tirare ed è gol, è gol. Segna Michele Dalla Valle a 10 minuti dalla fine della prima parte di questo incontro. Abbiamo così un punteggio di Montecchio 1, Ok Pico Mirandola 0 a 10 minuti dalla fine della prima parte. Adesso è la volta di Paltrinieri, Paltrinieri per la squadra di casa con il numero 44 si serve Siberiani, provano di nuovo a recuperare la volta di Santoro, Siberiani. La pallina diventa di nuovo un pensiero per il portiere di casa, ma subito viene fermata da Mirko. Mirto ha il possesso di palla, si gira nonostante venga tenuto stretto dagli avversari e prova il tiro diretto che viene spazzato fuori dal specchio della porta dall'arbitro, dal portiere Zanfi. Un recupero è quello di Zanini. Zanini gira con la pallina intorno alla porta, la pallina intercettata viene di nuovo inserita nello specchio della porta. Abbiamo 2 punti per il Montecchio, 0 per la squadra di casa che nel frattempo ha effettuato una sostituzione. Esce Santoro e entra di nuovo De Tommaso. Paltrinieri recupera la pallina e si reca al centro della pista con De Tommaso, riparte il gioco. Siberiani gestisce la pallina, non si capisce bene con Paltrinieri ma la recupera. È ancora la volta di Siberiani. Siberiani, De Tommaso prova a fare il giro di porta con la pallina, serve Paltrinieri, prova a centrare, servito il capitano Siberiani, prova il tiro verso De Tommaso, Siberiani ancora. Proviamo ancora. De Tommaso va a centrare la pallina, serve la pallina al centro, giro di pista, si gira su se stesso, torna, inverte il senso di marcia, nulla di fatto, prova a centrare la pallina su Mirto che viene braccato ed è la volta di Paltrinieri. Siberiani prova il tiro dal centro, nulla di fatto, recupera Zanini, Zanini è già al centro, si aggancia con... Non viene ben interpretata dal direttore di gara Fermi, 2 minuti di riposo per Mirto. Un attimo di tregua. Abbiamo un time out per la squadra ospite. Le panchine sono concentratissime. Le tribune sono concentrate, gli atleti in questo momento, la squadra a casa sta riorganizzando la partita visto il risultato a 8 minuti e 29 secondi dalla fine della prima parte. Le tribune sono silenziose, osservano e sono preoccupate per il risultato della squadra di casa. Ricordiamo la posizione di parità tra le due squadre. Nel frattempo Zanini ha effettuato un tiro di prima e raccoglie così il terzo punto per la Montecchio.
Fino ad oggi le due squadre non hanno vinto incontri in questo girone, in questo campionato, e oggi sembra che le cose stiano cambiando. Una delle due squadre porterà a casa i punti. In un'eventuale situazione di parità resteranno in ex aequo alla stessa posizione di classifica. Stante in questo momento le cose, è il caso di ritenere che il Montecchio si distacchi dall'Ochipico Mirandola. È la volta di De Tommaso che serve per il centro, ma il gioco viene fermato dall'arbitro Fermi. Pallina per il numero 6 Crovadore, è la volta di Zanini che torna indietro su Michele Dalla Valle. Michele Dalla Valle cerca di difendere ma decide di rifare un giro di pallina ed ancora Zanini. Zanini per Tiella, Tiella sotto la porta prova il tiro ma viene intercettato dal portiere di casa che blocca la pallina. È ancora la volta di Zanini, Zanini va verso il centro, mette la palla al centro a favore di Tiella, ma nulla di fatto. Crovadore recupera la pallina, si riparte con un giro di palla dietro la porta, scivola la pallina, De Stefano, Paltrinieri non ce la fa a intercettare il passaggio e ancora una volta Zanini fa il giro di porta dietro la Pico. Torna Tiella verso il centro, serve Zanini, Zanini, Crovadore, nulla di fatto per Crovadore che riceve un passaggio da Michele Dalla Valle. Gira ancora la palla ma viene intercettato da Paltrinieri. Paltrinieri blocca questo gioco diretto dalla squadra ospite e vola verso la porta avversaria, ma ancora una volta viene fermato da Michele Dalla Valle che intercetta la pallina e ne riconquista il controllo. Nel frattempo è uscito il numero 7 per la squadra ospite Tiella ed è entrato il numero 22 Calvo. Rettifichiamo il numero 23 Toniazzo. È la volta di Zanini. Toniazzo, Zanini. Zanini alla pallina. Crovadore. Oh, accidenti. Giocatore a terra. Zanini è a terra. Direttore di gara si avvicina. Verifichiamo lo stato di salute dell'atleta. Lamenta un fastidio sul viso, ma ha già infilato di nuovo il guanto e il gioco riprende. Riprende il gioco e abbiamo Dalla Valle Zanini in piena energia già di partita dopo la caduta. Gestisce la palla ma continua a toccarsi la fronte. Toniazzo, Dalla Valle, Zanini. È la volta di De Tommaso. Siberiani, sfugge il controllo di palla ma recupera De Tommaso che viene fermato. Tiro diretto di Crovadore, nulla di fatto. Paltrinieri prova il tiro dal centro, recupera la pallina, ancora la palla non va nella direzione giusta. E adesso la volta di Zanini, Pozzo, Crovadore, Calvo. Crovadore, prova Crovadore dal centrocampo, diretto, preciso, ma viene intercettata la pallina dal portiere. Nella volta ancora di Toniazzo che si dirige, ma viene fermato da Capitan Siberiani. Adesso è la volta
di un contropiede dove ha la meglio Paltrinieri, ma subito Calvo blocca il gioco. Blocca il gioco e si riparte in contropiede per il Montecchio. Giro di porta di Calvo, Siberiani prova ad arginare l'azione di Calvo, ma sembra che ci riesca, ma Moschetti contribuisce, ma Michele Dalla Valle intercetta una pallina che va al centro. Nel frattempo una stecca un po' alta dà un vantaggio di palla alla squadra di casa. Alla volta di De Tommaso sotto porta con Paltrinieri, nulla di fatto. Nulla di fatto, il gioco va avanti. Si riparte con Calvo, Toniazzo simula il tiro ma si ferma ed è la volta di Calvo ancora. Nel frattempo è entrato il numero 73, Andrea Dalla Valle. Paltrinieri prova il tiro sotto la porta, nulla di fatto. Dalla Valle Michele riprova il tiro ma viene intercettato da Moschetti che lo rilancia nella direzione giusta alla ricerca del punto, ma la pallina trovata da Calvo ritorna in possesso del Montecchio, gestita egregiamente da Crovadore. Calvo Toniazzo, Calvo e si riparte con Andrea Dalla Valle, prova un super tiro ma perde l'equilibrio. Ecco, Capitan Siberiani spazza la palla alla ricerca di Moschetti che la prova su De Tommaso, non ci riescono, la pallina nel frattempo si è nascosta tra i pattini ma subito viene intercettata da Paltrinieri. Capitan Siberiani prova il tiro, nulla di fatto, contropiede di Toniazzo e Capitan Siberiano intercetta la palla e la riporta nella direzione giusta, ma ancora una volta il Calvo la ferma. Nel frattempo il direttore di gara Fermi dà un vantaggio di palla alla squadra di casa. Siberiani riparte, prova la Moschetti al centro, Toniazzo prova il tiro ma serve Trovadore che va fuori dallo specchio della porta. Moschetti ripassa in avanti, De Tommaso, Siberiani. C'è un contropiede adesso. Ci siamo dietro la porta dell'Hockey Pico. Nulla di fatto, Moschetti blocca l'avversario che riprova a recuperare la pallina, ma il portiere la spazza la volta di Tommaso sotto la porta dell'avversario, prova il tiro intercettato, poi va in aiuto anche Moschetti ma non ci si riesce a concludere. Nel frattempo la pallina è dibattuta tra De Tommaso e Calvo e torna sulla stecca di Crevadore. Crevadore è già ormai sotto la porta dell'Hockey Mirandola che è intercettato da Calvo, ritorna il giro di pallina con Toniazzo. Calvo, Della Rosa, Crovadore. Tiro altissimo, Calvo prova il tiro da metà ma va oltre. Il direttore di gara prova a sistemare gli equilibri di squadra, assegna un vantaggio di palla alla squadra ospite che lo gestisce, ma siamo giunti alla fine della prima parte di questo incontro che ricordiamo si conclude con 3 punti per il Montecchio, 0 punti per il Mirandola.
Le squadre vanno negli spogliatoi, ci risentiamo tra qualche istante.
Le squadre riprendono posizione, abbiamo alla nostra destra OK Pico Mirandola, sulla sinistra la squadra ospite Montecchio Precalcino. Ricordiamo il risultato con cui si è conclusa la prima parte: 3 punti per il Montecchio, 0 per il Mirandola. Il direttore di gioco di questo incontro è Fermi Matteo, incontro valido per la Serie A2 Girone A, seconda giornata di campionato. Concentratissimi gli atleti, le tribune ben organizzate, delle rispettive tifoserie sono abbastanza rispettose del fair play. Pronti? Il direttore controlla tutti gli atleti, pronto per dare il fischio d'inizio, si interfaccia col tavolo dei giudici. Parte così. Palla alla squadra di casa e tocca a De Tommaso, che subito va in scontro con Calvo dietro la porta. Si riparte. De Stefano allunga la pallina verso il centro, ma viene intercettato da Toniazzo, che torna subito al centrocampo e serve Calvo. Calvo alla pallina, reclamano i giocatori, ma la pallina adesso è sul numero 9 Pozzo, che la fa girare di prima e ritorna su Toniazzo con un ennesimo giro di pallina attorno campo. Ricordiamo che la squadra ospite ha un vantaggio di 3 punti, quindi è la volta di Pozzo. Calvo, si è chiusa la difesa dell'Hockey Pista Mirandola nel frattempo e abbiamo il numero 23 Toniazzo che ha ancora il possesso di palla. Nel frattempo De Tommaso recupera la pallina a vantaggio di De Stefano, il tiro è diretto ma viene intercettato dal portiere Zanzi. È la volta adesso di una pallina che va sotto porta, non trova spazio il capitano Siberiani, ottimo difensore, chiude la pallina e passa a Mirto. Mirto è pronto lì per dare il tiro ma viene bloccato la pallina su Andrea Della Valle, prova il tiro ed il portiere di casa Luppi blocca tutto. È la volta di Mirto ancora, organizzano un giro di pallina con Siberiani, De Tommaso avanti, vediamo la pallina va su De Stefano nuovamente, infatti si poteva intravedere Mirto è pronto a sfuggire, barricare, ma Siberiani riceve di nuovo la palla da De Stefano che gira al centro, De Stefano prova il tiro, è la volta di De Tommaso sotto porta che viene intercettato dal Toniazzo e c'è una piccola direttore di gara richiama all'ordine due atleti, Siberiani e Toniazzo. Vantaggio di palla per la squadra ospite, Montecchio riparte e al centro con Dalla Valle, prova il centro di pallina che va a rete su deviazione di Luppi. La palla gira la porta e sono 4 i punti del Montecchio. Ripartiamo, De Tommaso, De Stefano, Siberiani, pallina gira, De Tommaso avanti, prova ma viene bloccato da Calvo nell'angolo, De Tommaso prova a far uscire la pallina ma la riprende Calvo che subito parte in contropiede ed è la volta di Pozzo. Calvo viene intercettato da Siberiani, sembra che ci sia un fallo, diamo qualche minuto da parte del direttore di gara, invita Siberiani a lasciare la pista e andiamo avanti con un tiro di prima, a tirare è il Calvo Maldonado di fronte a Luppi, tiro di prima. Ecco, il direttore di gara è pronto. Calvo Maldonado si avvicina, prova a gestire la palla, prova ad infilarla ma è intercettata, recuperata da De Stefano.
prontamente, gira per De Tommaso, si riparte, si riprova questa avanzata dell'Hockey Pisto, ma la pallina viene intercettata da Toniazzo e torna in area di pericolo, zona di pericolo per la squadra di casa. De Tommaso gira dietro la porta, De Stefano, De Tommaso avanzano sull'ala, De Tommaso è al centro, viene intercettato e fermato da una difesa che al momento è Andrea Dalla Valle. Ritorniamo su Toniazzo, Dalla Valle, Calvo, Toniazzo, si riprova, si riorganizza il Montecchio, tiri di prima molto calibrati, la difesa è concentratissima, prova il tiro ma è una simulazione, è la volta di Calvo ma il tiro va fuori. Mirto recupera la pallina e viene bloccato da Andrea Dalla Valle, ma nulla di fatto per il direttore di gara, tutto è lecito e continuiamo. Abbiamo il Toniazzo che simula un tiro ma decide di giocare la pallina con Calvo, sono numerosi i passaggi che si scambiano i due, la pallina va anche nell'area più destra dell'attacco e lo scambio viene sempre con Pozzo, sono loro i tre che si scambiano la pallina velocemente. Abbiamo adesso Toniazzo che prova il tiro ma nulla di fatto perché Luppi intercetta la pallina, la blocca e riparte con Toniazzo sempre in solita posizione, il numero 22 simula il tiro dalla metà e viene chiamato un time out da parte di mister Iallacci. Vediamo come si evolverà questo match. Ricordiamo seconda giornata del girone A di Serie 2 hockey su pista. Le raccomandazioni sono massime, le direttive dei mister sono chiari, l'allenatore di casa è incisivo nel trasferire le sue direttive agli atleti che ascoltano ma che non sembra condividano quando gli viene detto. Diversamente per la squadra ospite gli atleti sono tranquilli, almeno questo è quello che vediamo dalla nostra postazione. Time out concluso, 20 minuti e 58 secondi alla fine di questo secondo tempo. Si riparte con De Tommaso dal fondo del campo, destra del vostro teleschermo, a sinistra il portiere Zanfi è già in posizione. De Stefano alla pallina, pronto a servire De Tommaso. Ecco, giro dietro porta. Andrea Dalla Valle prova a fermare De Tommaso, ma Mirto dà la pallina. Il giro è diretto, De Tommaso cade sotto la porta. Qui la tribuna un po' lamenta l'interpretazione dell'azione da parte del direttore di gara Fermi. Nel frattempo Calvo recupera la pallina ed è pronto ad andare sotto porta, tira ma viene deviata sopra la traversa e Mirto riparte con Paltrinieri intercettato e bloccato, la pallina è nelle mani di Andrea Della Valle che gira al centro. Il gioco è molto veloce da parte dei nostri ospiti e torna la pallina su Toniazzo. Calvo, Toniazzo, pallina che gira, viene intercettata da De Stefano e ci prova anche il numero 73 Dalla Valle, ma nulla di fatto. Nel frattempo siamo sotto porta, Mirto prova a concludere ma finisce sul fondo. De Stefano prova a bloccare Calvo ma riesce a far sfilare la pallina che ritorna sotto la porta dell'Hockey Mirandola. De Stefano, De Tommaso ha di nuovo la pallina e avanza contro la sua stecca. Troviamo De Tommaso, De Stefano, De Tommaso. Mirto viene bloccato ma riesce a muoversi liberamente. Diversamente Paltrinieri gestisce un tiro che viene intercettato da Zanfi e la volta di Toniazzo che corre, scivola verso la porta dell'Hockey Mirandola, ma il tiro va fuori. De Stefano adesso alla pallina, gira dietro porta, placato da Pozzo. Zanini, De Stefano, grande tiro spettacolare del numero 23 Toniazzo che scivola lungo la traversa e non entra, non segna il punto. Diversamente Paltrinieri
come una scheggia, si fionda sulla pallina, la intercetta, serve De Stefano che viene intercettato a sua volta da Calvo, la pallina gira dietro la porta dell'Hockey Mirandola, torna nelle mani di Toniazzo per ripartire poi da Pozzo e ancora gira e arriva al Toniazzo che ha di nuovo il possesso di palla, si scambia la pallina, tocca ancora a Calvo che serve Toniazzo, Pozzo, Toniazzo prova il tiro, intercettato. Nel frattempo abbiamo un time out per la squadra ospite che lo richiede. Allora, vediamo adesso, si stanno riorganizzando, sono 18 minuti e 15 secondi alla fine di questo secondo tempo, abbiamo le tribune concentrate sia dalla parte ospiti che dalla parte dei locali. Nel frattempo il portiere Potenza Luca, numero 72, si reca presso la panchina per rifocillarsi. Iallaci è deciso e determinato. Il time out sta per concludere. Teniamoci pronti e riprendiamo questo secondo tempo, 18 minuti e 15 secondi dalla fine. Nel frattempo Zanfi Marco, il portiere della squadra ospite, riprende posizione. Potenza assume anche lui la sua posizione nella sua porta a destra dei vostri teleschermi. Pallina dal fondo, abbiamo Mirto con Toniazzo, numero 23, palla 73, Andrea Dalla Valle, riparte il gioco con Calvo che prova il tiro dal centro, ma la pallina intercettata da Pozzo, viene contesa con De Tommaso che finisce a terra e abbiamo un vantaggio di palla servito da Paltrinieri, De Tommaso, De Stefano, De Tommaso, Paltrinieri al centro, vediamo se riusciamo a vedere questa pallina al centro in posizione ottimale. Nel frattempo Mirto si è liberato, De Tommaso è dietro la porta della squadra ospite, la pallina va verso Gioele De Stefano che la gestisce al centro del campo nonostante venga agganciato e prova il tiro che sfiora il palo sinistro della porta. Ritroviamo in attacco Calvo che ha la pallina e la gestisce con i colleghi di squadra, alla volta di Andrea Dalla Valle, abbiamo poi Pozzo, abbiamo ancora una volta Zanini, pardon, non è Zanini, è il numero 22 Calvo che fuoriesce dalla parte posteriore, gira dietro la porta e si scontra con De Tommaso. Pozzo ha di nuovo la pallina, De Tommaso lo placa e il 23 prova un super tiro Andrea Dalla Valle, ma viene intercettato e deviato sulla rete di fondo. Si ritorna adesso, si riparte, Mirto alla pallina insieme a De Stefano e abbiamo il Pozzo e Toniazzo pronti ad intervenire. De Tommaso ora la palla che la recupera e la riporta verso il centro con De Stefano, ci si scambiano sguardi, ma Paltriniere viene plagato, abbattuto a terra da due atleti. È un po' il gioco molta è l'attenzione da parte dei giocatori ad evitare scontri fisici. Nel frattempo Paltrinieri intercetta una pallina che è provata ad essere imbucata nella porta di casa, viene parata con un errore di Toniazzo. Paltrinieri alla pallina che va a De Stefano nulla di fatto, recuperato in contropiede il palo della porta di casa, viene di rimbalzo alla pallina. Adesso la posizione, abbiamo un atleta dietro la porta, il gioco è velocissimo, la palla è sempre del Montecchio, non si riescono ad intercettare questi tiri diretti, veloci
ed ecco che il Montecchio riprova con Pozzo, ma intercettato da De Tommaso, fallisce l'azione e ancora una volta un tiro che Joel De Stefano recupera sul fondo, viene ripreso da Mirto e gestito con De Tommaso, si prova a centrare la pallina nello specchio della porta, il cambio di palla è veloce, tocca a De Tommaso provare il tiro dal centro, nulla di fatto, la pallina sfiora la porta, nonostante la posizione poteva favorire il punto della squadra di casa. È la volta di Calvo Maldonado che prova il tiro ma intercettato da Potenza. Evitiamo che aumenti lo svantaggio. Alla volta di De Tommaso che si fionda al centro ma intercettato dagli avversari. Si parte in contropiede con Andrea Dalla Valle che prova un tiro da 2 metri dal portiere Potenza che ne cambia le sorti. Nel frattempo De Tommaso, Siberiani prova il tiro. Vediamo che il direttore di gara Fermi riconosce un fallo su Siberiani, sembrerebbe abbia agganciato la gamba di di un atleta della squadra avversaria, ma naturalmente siamo qui noi ad osservare quanto accade in campo e non abbiamo... c'è anche una piccola discussione tra mister Iallacci e il direttore di gara, il quale invita tutti a ritornare in posizione e di voler asserire come posizione corretta la sua decisione. Bene, ha alzato un cartellino giallo anche al mister Iallacci, se ben abbiamo inteso da questa posizione, e a questo punto la tribuna si lamenta con un applauso, naturalmente lamentela molto coordinata. Allora, abbiamo ben capito, è stato ammonito anche il mister Iallacci, nel frattempo il tiro di prima davanti la porta, trova il Dalla Valle con Potenza portiere e portiere Potenza protegge la porta. Adesso Paltrinieri è in attacco, viene intercettato da 2 avversari, Calvo e Michele Dalla Valle. La pallina ritorna con Dalla Valle sotto la porta della squadra di casa. È la volta di Tiella, Dalla Valle, Calvo, Dalla Valle, Calvo, di nuovo Dalla Valle, Michele. Vediamo, le azioni sono velocissime, ma la difesa è altrettanto adatta a proteggere la porta. Prova un tiro Andrea Dalla Valle e viene intercettato dal portiere Luca Potenza. Siamo ancora con Calvo, Michele Dalla Valle, scambiano la pallina. Prova il tiro Andrea Dalla Valle, ma ancora una volta viene intercettato dal portiere e finisce sul fondo. Si riparte adesso con De Stefano e De Tommaso da dietro la porta della Pico. De Stefano avanza, sfugge al controllo, è la volta di De Stefano che viene bloccato da Michele Dalla Valle e da Calvo. Adesso è la volta di Tiella che riprepara il gioco e ricominciamo a questi passaggi da Andrea Dalla Valle e Michele Dalla Valle. Provano a fendere, provano a passare a Toniazzo, il quale gestisce la pallina insieme a Dalla Valle.
ormai i Dalla Valle qui si scambiano di ruolo, alla volta di Paltrinieri che non si capisce con De Stefano e la pallina finisce di nuovo nelle mani degli avversari. Abbiamo nel frattempo il numero 7, Tiella, che recupera la pallina e si riparte con Toniazzo, che prova il tiro ma è intercettato dal portiere, riprovato da Tiella e rintercettato, bloccato. Siamo adesso sotto la porta degli avversari della squadra di casa. Abbiamo un De Tommaso che gira dietro la porta e serve Paltrinieri. Nel frattempo Moschetti rimane a disposizione di De Stefano. Proviamo a vedere se riesce a girare questa pallina nella persona giusta. La pallina passa davanti la porta ma viene respinta e viene intercettata poi dal numero 22 Calvo, che riesce a gestire questa pallina e si ritorna nelle mani di Michele Dalla Valle. Poi dopo aver provato il tiro viene intercettato da Luca Potenza, il portiere dell'Hockey Pico Mirandola, che salva un ulteriore punto. Moschetti alla pallina, è al centro del campo e gira per De Tommaso. De Stefano viene abbracciato addirittura dagli avversari. Il tiro di De Stefano finisce fuori. De Tommaso è un corpo a corpo con l'atleta della squadra ospite e addirittura sembrerebbe che il direttore di gara invita gli atleti ospiti a mantenere la calma e a gestire le emozioni, diciamo così, le emozioni del momento. Paltrinieri su De Tommaso, giro di pallina, De Stefano centrocampo, prova il tiro, viene intercettato da Tiella, riprova il tiro De Stefano, ma la pallina finisce nelle mani di Moschetti. Da Moschetti scivola su Paltrinieri e si registra ancora l'ennesimo vantaggio della squadra ospite che pronta il tiro, ma c'è un contropiede. Paltrinieri, De Tommaso, Moschetti finisce a terra. Moschetti finisce a terra. Finisce a terra, ma non sappiamo quali le ragioni. Adesso vediamo cosa succede. 1 contro 1. La pallina rimane nelle mani di De Stefano, che è pronto a tirare questo tiro verso il portiere della squadra del Montecchio. Fischiato, prova il tiro, intercettato, tiro diretto, bloccato. Allora, viene ripetuto il tiro perché il portiere aveva anticipato un po' i tempi. Concentratissimi, gli atleti sono schierati sulla linea rossa per ripartire. Riprova il tiro, nulla di fatto per De Stefano, che continua a tenere il possesso della pallina. Serve Paltrinieri, ancora De Stefano dietro la porta, rigira, nulla di fatto. De Stefano ha sempre la pallina e viene intercettato Trovadore, che recupera la pallina e ne dà il possesso a Dalla Valle. È la volta di Toniazzo, che continua a tenere il possesso della pallina verso Tiella. Gestiscono i tiri. Calvo, Trovadore, recupera la pallina Moschetti, che si scambia con De Stefano. De Stefano va a servire Paltrinieri. Paltrinieri guarda in avanti verso De Tommaso, gli cede la pallina che ritorna su De Stefano. De Stefano riparte, prova il tiro, viene intercettato da Paltrinieri, che finisce sopra la traversa. Viene chiamato un time out da parte della squadra di casa Loco e Pico Mirandola, e gli atleti si
avvicinano a mister Iallacci che proverà a dare ancora una volta ulteriori informazioni, ulteriori indicazioni per attenuare questo risultato che ricordiamo un punteggio di 4 per il Montecchio e 0 per il Mirandola a 9 minuti e 40 secondi dalla fine della seconda ripresa, dalla ripresa. Nel frattempo abbiamo malumori e non solo da parte del pubblico, abbiamo gli ospiti che sono elegantemente seduti sulla tribuna del Palazzo Moncelli di Mirandola, mentre le tifoserie della squadra di casa naturalmente non hanno quella serenità o quel sorriso sul viso che tutti auspicavano. Nel frattempo vorrei ringraziare gli amici della regia che mi sono qui al fianco e che vi salutano con le mani e per di più a questo punto diciamo che ci starebbe anche uno spuntino, vero? Ecco, come vedete qui abbiamo dei giovani che si danno da fare e crescono con l'hockey. La partita è sicuramente molto delicato, visto il risultato. Ricordiamo che le due squadre all'inizio dell'incontro erano in una posizione di parità, avevano entrambe 0 punti, che oggi sicuramente questo risultato sarà alterato, o meglio, sarà aggiornato. Riparte il gioco, ancora una volta abbiamo un controllo di palla della squadra ospite che viene intercettata da Gioele De Stefano che prova il tiro e scavalla la tribuna. Allora, c'è una conversazione tra il direttore di gara, l'arbitro Fermi Matteo e il tavolo dell'assistenza dove sembrerebbe sia stato suonato un time out o addirittura reclamano che il time out non era ultimato, per cui si era ripreso il gioco senza giusta, diciamo, senza far trascorrere il tempo necessario alla conclusione del time out gestito. Ora la concentrazione è massima. Il direttore di gara può darsi sia leggermente in difficoltà, ma sicuramente viene recuperato il tutto. La lampada verde della squadra di casa è accesa, quindi il timeout è in fase di definizione. Attendiamo gli aggiornamenti che sono di carattere visivo, riusciamo a vedere quello che succede. Nel frattempo la tribuna sta suonando le trombe in segno di attesa. Ripartita la partita. Ecco, ancora abbiamo una palla in possesso da parte del Montecchio. Il Montecchio che avanza con Toniazzo per poi ripassare su dalla valle, dall'altra parte del campo. Prova il tiro il numero 6 Crovadore, nulla di fatto, la pallina intercettata da Moschetti, passa nelle mani di De Tommaso, con la sua stecca la guida verso il centro del campo, prova Gioele De Stefano ancora una volta, intercettato il tiro da parte del portiere e quindi si ritorna con Crovadore. Crovadore, Zanini, Moschetti. Zanini prova il tiro ma il portiere lo blocca. Zanini ancora la palla dalla valle. Zanini prova il super tiro, il numero 6 Crovadore ma viene intercettato dal portiere Potenza, la pallina di nuovo al centro sotto la porta degli ospiti, provano l'hockey Mirandola a segnare il punto ma viene agganciato De Tommaso da parte del giocatore della squadra ospite Crovadore e finisce a terra. Adesso abbiamo una palla piazzata, viene gestita palla 2. Riparte il gioco con questa palla ribattuta e abbiamo Moschetti che subito riprende il controllo di pallina sulla punta della sua stecca, la porta in giro ma finisce sopra la traversa
e il direttore di gara invita gli atleti a condividere la pallina. Ancora una palla ribattuta, c'era stato un fallo, prova il tiro De Stefano, ma Moschetti col fiato sospeso blocca una pallina che poteva segnare il quinto punto, ma viene questa pallina poi gestita da De Stefano, De Tommaso, Moschetti, il tiro è diretto, De Stefano era di guardia dietro la porta e ancora Moschetti recupera la pallina al centro, De Tommaso, De Stefano prova ad agganciare la pallina, nulla di fatto, Zanini con la sua foga cambia le sorti del gioco. Siamo adesso sull'area del Pico. Moschetti con la pallina, con De Tommaso, giro di pallina. Eccoci qua. De Tommaso vola dietro la porta, prova il tiro ribattuto, ma De Stefano interviene. La pallina vola alta sopra la traversa. Direttore di gara dal vantaggio. Il direttore di gara ha preso una decisione errata e adesso manda via De Tommaso per ancora 2 minuti, nonostante non abbia visto come si siano svolte effettivamente non conoscendo, non avendo visto, prende una decisione diversa da quella che avrebbe dovuto. Addirittura le lamentele vengono anche dalla tribuna, ospiti che non condividono la scelta dell'arbitro, che non ha avuto modo di constatare quanto accaduto. Zanini serve il numero 44 Michele Dalla Valle, ma nulla di fatto. Moschetti ci mette l'anima per fermare le sorti di questa pallina insieme al portiere Luca Potenza. Palla a 2, De Stefano, Trovadore, dove De Stefano riparte. De Tommaso adesso la pallina sotto la porta, giro di porta, cambia con Paltrinieri, triangolazione, ma la palla va nelle mani di Tommaso, tiro diretto, nulla di fatto. Siamo ancora con Dalla Valle, viene le tifoserie sono un po' più sveglie di prima. Riparte il gioco, Paltrinieri e De Stefano pronti ad intervenire su Dalla Vedova e Trovadore. De Tommaso riprende la pallina è sotto la porta degli avversari, ma la pallina si rifiuta di entrare, scivola, viene riconquistata da De Stefano, il quale ne perde il possesso dopo poche scivolate. È la volta adesso di Michele Dalla Valle, Zanini ha di nuovo la pallina, prova il passaggio con Pozzo che nel tirare viene fermato da Luca Potenza, il portiere di casa. Adesso è la volta di Dalla Valle Michele, lascia la pallina a Calvo, Zanini, Michele Dalla Valle, Zanini, Dalla Valle viene intercettato il tiro da De Tommaso, rimpallato ma nulla di fatto, Dalla Valle punta, la pallina finisce fuori dal campo e sfiora le panchine. Abbiamo nel frattempo un riassestamento di rete. Ecco, la pallina ritorna in pista. Moschetti viene invitato
a mettersi sul bordo campo destro e riparte con De Stefano, Moschetti, De Stefano, De Stefano, Paltrinieri, De Stefano agganciato, finisce a terra ma sembra tutto regolare. Moschetti prova a intercettare la pallina, non riesce e Paltrinieri è pronto a cambiarne le sorti. La aggancia, la tira, la pallina vola, ma il giudice di gara invita a ripartire con palla a terra nell'angolo destro del teleschermo. La pallina prova a girare dietro la porta, gestita da Calvo e viene data a Zanini che riparte. Zanini è lui che gestisce la palla, prova un tiro. Nulla di fatto, pallina di nuovo nelle mani dell'Ochitico Mirandola con Moschetti, De Stefano, Moschetti, Paltrinieri, De Stefano in attesa ma non riceve la palla che torna su Moschetti e questa volta va su De Tommaso. De Tommaso alla pallina, gira, ecco, abbiamo adesso De Stefano che prova il tiro, rimpallato dalla valle Andrea, Michele, e abbiamo adesso Moschetti viene agganciato e De Tommaso viene placato al punto tale che la pallina torna nelle mani di Calvo e di Zanini. Dopo uno scambio veloce sbagliano anche loro in questo contesto e la pallina è nelle mani di Moschetti sotto la porta del Montecchio, pronta ad essere infilata, dove Paltrinieri gira con De Stefano che riparte all'attacco. Prova il tiro ma respinta dal portiere Zanfi. Gioele De Stefano riprende la pallina dal fondo, riprova il tiro diretto che arriva nella porta, nell'area avversaria, intercettato da De Stefano, ma ribattuto egregiamente dalla squadra ospite. Abbiamo Calvo che gestisce la pallina sotto la porta del Mirandolese per poi tornare al centrocampo con Zanini e Pozzo. Pozzo gira la palla con il numero 73 Andrea Dalla Valle e poi De Tommaso la riporta in avanti con l'aiuto di Paltrinieri. De Tommaso alla pallina è sotto nell'area pronta per essere coordinata, De Stefano gli sfugge, gli scivola lungo il fondo e di nuovo dalle mani, dalla stecca di Zanini la pallina arriva in avanti intercettata da Moschetti, Moschetti che la riporta indietro. Paltrinieri al centro. Oh! Ecco la pallina di De Tommaso. De Tommaso riprova il suo tiro ma viene bloccato da Calvo e Zanini sotto la porta dell'Ochetico mette in segno un punto che ancora non è chiara la circostanza. Il direttore di gara non riconosce, ne riconosce la validità. Siamo 5 punti per il Montecchio, 0 per il Mirandola. Ripartiamo dal centro. De Stefano gestisce la pallina verso il centro. Moschetti, Paltrinieri, Moschetti, Calvo, Andrea Dalla Valle. Moschetti ferma Zanini, gli ruba la pallina con la stecca e prova a segnare ma la pallina finisce fuori dal lato sinistro della porta. Quasi una sorpresa per l'ultimo uomo del Montecchio. Ripartiamo. È la volta ancora di Zanini. Zanini ha un'energia in questo incontro che si è distinto.
Luca manda fuori sopra la traversa un ennesimo tiro da parte di Calvo sulla porta della squadra di casa. Luca Potenza che devia la pallina. Alla volta di Moschetti oltre il centrocampo, mancano 42 secondi alla fine di questo incontro che ricordiamo siamo su un punteggio di 5 per il Montecchio e 0 per il Mirandola, squadre fino a questo momento in parità nella classifica del girone A della Serie A2 e questa è la seconda giornata di campionato. La pallina viene riconquistata da Gioele De Stefano, arriva sotto la porta, grande tiro ancora una volta, ma trova la spalla dell'ultimo uomo della squadra ospite che ferma il tutto. 10 secondi alla fine di questo incontro. Riparte la pallina dal fondo. E finisce qui l'incontro per la seconda giornata di Serie A2 Girone A. Squadra di casa hockey pista Mirandola, squadra ospite Montecchio Trecalcino. Gli atleti si salutano in campo. Il direttore di gara era Fermi Matteo. L'applauso delle tribune, il saluto sportivo delle squadre, grande incontro, esito Montecchio 5, Mirandola 0. Buonasera a tutti e a risentirci al prossimo incontro. Adesso andiamo a salutare gli atleti negli spogliatoi.